anche in Europa e in Italia il teatro si chiave fuori dal contesto religioso al diventa teatro laico, anche in Friuli cominciano a avere testimonianze di test teatrali, sono dialoghi o contrasti, no? che testimoniano già queste volontà di fanassi un teatro laico furlan. Hermes di Colloredo è l'autore sicuramente più importante, però sono due momenti veramente fondamentali della storia del teatro furlan. Il primo lo vin alla metà dal Ottocento, no? Anche in Italia si comincia a favelare di Nazione Unita, di Patria, di Italia, e proprio in quel momento in Friuli, anche per contrastare queste tendenze unitarie, si rivendica una specificità dal Friuli, e il teatro furlan ha una forza importante in queste azioni. Ho visto i test di Lazzarini, di Leitenburg, è il teatro furlan che al nas Pardabon con una volontà proprio specifiche di fevelare dal Friuli. E secondo me è importante, lo vin dopo il secondo dopoguerra, perché italiani 60 e 70, in Friuli è un contesto in cui si lei la storia dal Friuli e dai furlans da un altro punto di vista. Ovvini senza storia, la quinta storia dal Friuli. Anche il teatro al contribuisce con Pasolini, con Candoni, con Ciro Angeli a fevelare dal Friuli e dai furlans con una modalità nuove che si disbrighe via da tradizione che voleva il Friuli Sotan e sito. Tu vas a votare? No! E se tu perché? Perché sei una femmina! Il nostro teatro furlan è un teatro che non nasce sotto un'influenza di mitologie, di storie, no? È un teatro che nasce sempre in contemporaneità. Chiaramente il test dal Ottocento dopo arriva fino a e non sconta una storia dal Ottocento, ma i nostri autori furlans hanno sempre scritto di un problema che stava attorno per fevelare alla loro int col teatro di un problema particolare, quindi una contemporaneità che al sottolinea come pare il teatro furlan al sede fondamentale fevelare proprio dal problema concreto che l'autore al sint e il spettatore al va a teatro. È una forma di resistenza a una società che dal mercato, che in Friuli invece arriva a contrastare manco un tic, e grazie proprio anche al teatro, perché gli autori teatrali furlans che scrivono in UE e hanno dentro dal sangue queste idee di resistenza, di originalità, di barriere contro la globalizzazione.